idea proprio di tipo neoliberale, cioè un'idea, come si dice, liberista fino in fondo, e ha pensato. Ci siamo trovati nella condizione che, non essendo più possibile la svalutazione competitiva della... Ora noi siamo in questa condizione, credo abbiamo letto bene questo confronto. Credo possiamo dire che abbiamo letto bene finora questo confronto, questo scontro all'interno del gruppo, per una semplice ragione: perché non abbiamo perso iscritti, pur avendo la Fiat fatto fuori la fionda dal punto di vista della rappresentanza, non abbiamo più delegati dentro. Non abbiamo, come si dice, arretrato, perché la Fiat sta riconoscendo di fatto, come dire, insomma, che anche sul tema delle trattenute sindacali sta rivedendo la propria posizione, quindi sa che prima o poi dovrà ricostruire un sistema di trattenuta sindacale diversamente dalla FIOM. Leggiamo perché anche dal punto di vista delle sentenze, delle cause legali che abbiamo promosso, ci sono dei risultati importanti che ci dicono che l'azione e l'iniziativa della FIOM paga anche su quel versante, e si sta aprendo un problema, una discussione nel Paese su che cos'è la rappresentanza e sul fatto, come noi rivendichiamo ormai da tanto, che sul tema della rappresentanza c'è bisogno di una legge che dia certezza ai lavoratori e che dia certezza alle parti. Ora io penso che questa crisi che noi stiamo affrontando è una crisi però che non riguarda solo la sfera economica e finanziaria. È una crisi a tutto tondo, si sarebbe detto una crisi che riguarda ormai anche tutta la sovrastruttura che ci ha accompagnato in questa fase. Guardate, io penso che c'è una crisi vera che riguarda intanto il sistema della rappresentanza, quella che viene chiamata antipolitica, ha delle origini profonde che anche noi dobbiamo valutare attentamente. L'antipolitica non sono, come si dice, le grida di questo o di quel politico inventato all'ultimo momento. L'antipolitica nasce da un elemento drammatico, pesantissimo, presente in tutta Europa, non solo in Italia. L'antipolitica nasce dal fatto che la politica, di fronte alle grandi concentrazioni finanziarie, alle oligarchie finanziarie, ha perso potere, non è più in grado di intervenire, e quando interviene si muove solo all'interno delle compatibilità che sono dettate dai grandi centri economici e finanziari. Questo è il punto vero. E guardate che questa cosa qui ha prodotto il fatto di un indebolimento della rappresentanza e di una sfiducia che la gente ha nella politica di poter cambiare le cose. E questa cosa è talmente evidente, talmente vera, che siamo a un punto per cui, insomma, ogni qualvolta il potere, come si dice, economico e finanziario, la troika come la chiamano in Grecia, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale e la stessa UE, assumono delle decisioni, e queste decisioni, quando sono assunte, non trovano, come si dice, una possibilità pratica di applicazione, ebbene si aprono degli scontri che sono clamorosi all'interno dei paesi, e si tentano vie scorciatoie per poter applicare questi provvedimenti che sono, come si dice, forme di nuovo autoritarismo, forme che mettono in discussione la sovranità popolare e la stessa democrazia. È accaduto così in Grecia. Allora, sul tema delle pensioni, noi quando facciamo le assemblee nelle fabbriche siamo tutti criticati pesantemente per un punto semplice, perché abbiamo agitato il tema delle pensioni, abbiamo fatto 3 ore di sciopero e l'abbiamo chiusa lì, come se le 3 ore di sciopero fossero state esaustive di un problema che, per come l'avevamo sollevato, meritava ben di più. Ora io la dico così: questa questione delle pensioni è una questione drammatica per molti lavoratori, non solo perché l'aver aumentato l'età pensionabile, l'aver aumentato l'anzianità contributiva comporta che una fascia di lavoratori, in particolare quelli che vi erano a ridosso, non hanno più la possibilità di uscire. Non solo per il fatto, come dire, insomma, che questa questione sta determinando una condizione di disagio crescente anche tra i giovani, perché percepiscono che questa è una riforma contro di loro. Non è solo contro quelli che devono andare in pensione, anche contro i giovani. Il sistema contributivo, se uno fa 3 calcoli, capisce perfettamente che condannerà i giovani, quando andranno in pensione dopo 40 anni,